assolutamente. Allora è arrivato il momento. Bene. Giusto? Siamo contenti? Assolutamente. Sei contento? Io sono contento perché sono un appassionato veramente. Guarda, noi. ieri dovevo andare, c'era una cosa a Milano, Sì? sono trovato impossibilitato ad andare purtroppo, ma c'era una cosa così, era interessante. Sì, molto. Allora, tutti noi siamo stati da bambini abbiamo fatto le nostre belle collezioni di album di figurine, quindi Pierluigi Arcidiacono, Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia aspettano di sapere da Gianni Bellini direttamente in collegamento telefonico. Pronto Gianni? Sì, ci sono, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Gianni, ciao. Buongiorno. Eccoci. Allora, ci siamo già sentiti al telefono. C'è già arrivata la voce di questa mostra grazie a Gabriele Borzillo che scrive per il giornale. Sì, ma so che è venuto a trovarti Marco Lombardo, so che è venuto Max, insomma, sono venuti a vedere. Ecco, non mi hanno invitato, maledetti disgraziati, poi io dirò però effettivamente oggi parlando questa mostra magari a breve non può essere rifatta, però magari all'estero da qualche altra parte e magari rivederla tra 4 anni ai prossimi mondiali potrebbe essere interessante. Intanto se vuoi descrivercela Gianni. Sì, questa è una mostra che si svolge a Cattolica per la Turismo, siamo partiti il 7 giugno, sì? Settimana prima volutamente dei mondiali per dare l'ampio spazio a quello che meritava questa mostra, siamo partiti appunto il 7 giugno, chiudiamo questa domenica, il 13 giorno della finale dei mondiali. Quindi l'ultima settimana siamo, eh? Siamo l'ultima settimana, sì. La mostra parte volutamente, è una scelta che ho fatto volutamente dai mondiali del 70 e arriva ai mondiali del 2014. Perché dal 70? Dal 70 perché uno è il primo anno in cui la Panini ha fatto la raccolta sul campionato del mondo, Messico 70 appunto, e secondariamente perché è stato il primo mondiale post-guerra in cui l'Italia si è comportata da Italia, nel senso che è arrivato in finale col Brasile e ci sembrava giusto partire da questo evento. Con gli album avrei potuto partire anche dal mondiale 58 che noi non ne avevamo presenti, allora abbiamo preferito non partire, appunto potevamo anche il 62, ma il 62 sappiamo tutti in Cile come è andato, il 66 peggio che peggio in Inghilterra, perciò per fare una cosa decennio nefasto. Di ricordo siamo partiti volutamente al 70. Senti, qualche dato numerico, perché la cosa più importante è questo. Allora, numero di figurine incollate da te, numero di album e quanti ne hai tra quelli italiani e quelli stranieri? Dunque, figurine incollate, attaccate, non lo so, saremo indicativamente sul 1 milione di figurine, indicativamente. Tengo a precisare che sono raccolte solo di calciatori, non di sport in generale, perché calcio. Sì. Diventava troppo impegnativa la cosa. Ci sono 5 milioni di figurine, pari a 3.000, oltre 3.000 album, siamo 3.200 circa. Dal 1970 ad oggi, dove c'è figurine o carte, spero e mi auguro di avere tutto quello che è stato pubblicato. Al momento attuale sono rimasto un po' indietro con l'attaccamento perché sono ancora indietro di circa 100.000 figurine anche perché compro gli album, ma poi in molti casi nell'attacco controllo che ci siano tutte le figurine e basta. Senti, mi ha detto, ho letto anche quell'intervista che hai lasciato al giornale, hai 300 corrispondenti, praticamente le gole profonde in varie realtà in tutti i paesi del mondo probabilmente, con cui poter dialogare e recuperare materiale. Sì, allora ti spiego, specialmente in Sud America ci sono molti album che non sono ufficiali, loro li chiamano gli album pirata, nel senso che magari... I bootleg, com'è? Come i bootleg dei dischi di una volta negli anni 70. Esatto. E praticamente mi sono fatto questa sorta di corrispondenti, specialmente dicevo in Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, Perù, Colombia, e magari regionalmente ho un corrispondente affidabile che quando esce qualcosa che non sia ufficiale lui mi dice guarda è uscito questo e facciamo lo scambio. Pazzesco, incredibile. C'è Pierluigi Arcidiacono che vuole farti una domanda. Buongiorno, io sono l'organizzatore di una mostra qui a Milano su Armando Picchi e ci sono anche alcune figurine e senza potermi impegnare perché non dipende da me, le dico che finito l'Expo sicuramente lei troverà spazio a Milano perché adesso
con l'Expo ti chiedono anche le stanze per fare le cose, cioè. Però ecco, la mia invece è una curiosità, se vogliamo, un po' simpatica, perché noi incollavamo le figurine con la cocaina, che era quella colla bianca. Mio nonno me la faceva con la farina e con l'acqua. Io la farina con l'acqua. Però a un certo punto comparvero, non mi ricordo se alla fine degli anni 60 Gli o... stick. Sì, le celline Esatto. che erano quelle linguette biadesivi, eccetera. Esatto. Lei gli album di quegli anni come li incolla? Cioè si è fatto produrre delle celline apposta o le incolla con la colla normale? Allora, intanto diamoci del tu perché... Va bene, va bene. No, io li ho incollati con le celline. Io a quel tempo le incollavo con le celline e tuttora quando alcune volte li sfoglio la Si cellina, stacca. perché è abbastanza delicata, si staccano e comunque non li riattacco più, perché secondo me il bello di queste raccolte è avere ancora il prodotto originale, perciò io li lascio così, poi dopo quando li apro li metto in posizione della figurina, ma non sono attaccate. Ecco, un'altra cosa è la disposizione nell'archiviazione, diciamo, degli album. Mi hai detto che devono essere praticamente girati una volta all'anno, non so, cioè c'è un discorso diverso. Allora, un lavoro lungo, casa mia praticamente è un po' come un film di Fantozzi, no? Mi spiego. Quando la moglie di Fantozzi aveva l'amante fornaio che si trovava... Sì, apriva l'armadio e c'erano i filetti, 300 filetti di pane. Diego Abbatantuono. Esatto. Diego Abbatantuono. Esatto, io invece mia moglie apre gli armadi e si trova figurine. Beh, però, scusami, però non è che sa che lì dentro sono le figurine, oppure proprio fino all'ultimo gliele nascondi perché devi trovare di recuperare dello spazio? No, cioè, lei sa che praticamente casa mia è, a parte il mio studio che ho, cioè, non avendo più spazio, adesso li sto mettendo da tutte le parti, ma arriverà un punto che dovrò organizzarmi diversamente. Mi sa di sì. Per quanto riguarda la domanda di prima, sì, almeno un paio di volte l'anno l'archivio lo tiro fuori dagli armadi, lo lascio un po' respirare e dopo un paio di giorni li metto dentro gli album, ma in modo rovesciato, cioè il più alto va sotto e viceversa, perché gli album proprio devono respirare. Un'altra domanda, siccome Fulvio è un appassionato come me di musica e penso anche di musica italiana, assolutamente, soprattutto voglio sapere da lei una cosa. C'è una famosa canzone di Elio e le storie tese che inizia con questo fraseggio che dice "c'hai sempre solo Facchetti". In effetti io mi ricordo che quando si aprivano le figurine nel 69-70 così, quasi in tutti i pacchetti c'era Facchetti. Era una cosa solo qua a Milano o anche da altre parti Facchetti si trovava dappertutto? Saturavano, lo facevano apposta, era già marketing estremo. Era probabilmente solo a Milano, perché in zona mia, che sono della provincia di Modena, questo problema non c'era. Comunque la cosa strana, riprendermi a questo discorso, è che nella raccolta mondiale di quest'anno in alcune zone d'Italia alcune squadre non si trovano le figurine. Ad esempio, io so per sicuro che in Calabria e in Campania, nella Spagna, non c'è nessun calciatore della Spagna si trova nelle bustine. Questo è stato... Perché il mio incubo era Pizzaballa. Adesso... Perché io Pizzaballa non lo trovavo mai, te lo giuro, guarda, tant'è che siccome io gioco a pallone con amici il sabato mattina, mi hanno fatto un regalo, il mio l'altro portiere Nino Matteri, che saluto, ciao Nino, e mi ha fatto un regalo e su questo portierino che ha attaccato, che è una specie di fermacarte, c'è la figurina di Pizzaballa, perché era il mio incubo peggiore. Sì, quindi questo è praticamente perché volevo fare, siccome ci siamo sentiti prima e lui mi ha raccontato come si è avvicinato, diciamo, al collezionismo, e anche l'aneddoto di quel calciatore che ti mancava, giusto? Perché quindi Gabriele chiaramente ha evidenziato proprio la mancanza della figurina, che io potrei dire nel famoso casone con la neve dietro, fatta una foto fatta successivamente alla Rosa, quindi non in ritiro estivo, e che a Milano non c'era, e quindi una volta mancava solo quella figurina per il completamento dell'album, sono riuscito ad ottenere quel casone che mi mancava giustamente, e un mio amico del cortile me l'ha strappata e me l'ha portata via, quindi la delusione massima. Poi sono riuscito a recuperarlo, però era difficilissimo, mentre invece nel tuo caso c'è l'aneddoto che riguarda, poi chiederò a Pierluigi il completamento anche dell'aneddoto a Gabriele riguardo alle figurine. Qual è il tuo aneddoto invece riguardo? Sì,
come ti avevo accennato quando ci siamo sentiti. Sì, esatto. Nella raccolta 72-73, e che tra l'altro è la prima raccolta adesiva che ha fatto la Panini, mi mancava per finire la raccolta Ivano Bordon, il secondo portiere dell'Inter. Sì. E un mio compagno di classe stava iniziando la raccolta e aveva Bordon doppio. In cambio voleva 500 mie doppie. Tanto tu ormai l'avevi finita, avevi tutte le doppie. Esatto. E allora cosa faccio? Avevo 490, insomma mi mancava una bustina. Ti sei svenato? Esatto, per arrivare alle 500 che potevano mancare, che potevano servire a lui. Cosa faccio? Vado in edicola, compro la bustina, apro la bustina per arrivare a 500 e mi trovo Bordon. Cioè è stato una cosa bello questo è terribile. Guardi, questo è bellissimo. È veramente una disgrazia proprio, no? Quindi sentiamo invece Pierluigi riguardo appunto io volevo figurine. sapere un tuo aneddoto riguardo le figurine. Il mio aneddoto è questo, che al di là della collezione, quello che devono sapere i più giovani oggi è che con le figurine si facevano tantissimi giochi colletti, per esempio, che consisteva nel tenere le figurine girate, tu le giravi e guardavi il colore del colletto, quando il colletto era uguale rubavi il mazzo all'avversario, oppure le tiravi contro il muro, c'erano quelle appoggiate, una figurina andava sull'altra, tu la mangiavi. Oppure potevi prendere tutte quelle rossonere bianconere e strapparle. Quello lo facevo, è un gioco che facevo solo io. Ma lo facciamo anche adesso questo. A proposito, ma che lei sappia, esiste un libro che parla dei giochi che si possono fare con le figurine? Io ho avuto il piacere di conoscere Davide Borga, che è un intellettuale dei giocattoli, e lui ha detto che ha fatto qualcosa con le figurine. Adesso personalmente non so se abbia fatto un libro o qualcosa del genere, però lui mi disse che con le figurine ha scritto qualcosa, ma non so poi se sia un libro effettivamente con i giochi o meno. Comunque veramente tanti complimenti, perché io so che i collezionisti come lei nascondono, oltre a una profonda passione, anche una reale professionalità. Questo diventa, si approfondisce per forza. Questo diventa, diciamo, un secondo lavoro non remunerativo, anzi io tutti i giorni impiego 3-4 ore per rispondere alle mail, controllare la corrispondenza, anche perché poi mi sembra veramente impegnativo. Mi sembra che c'è stata anche un notevole riscontro anche questa mostra, no? Giusto? Che è stata devo dire che effettivamente questa mostra ha dato molto risalto, che devo dire che comunque il Comune di Cattolica, quando gli ho proposto questa cosa, subito è rimasto un po', non dico scettico, ma è un po' basito da questa proposta. Poi quando gli ho spiegato di cosa si trattava, sono rimasti affascinati ma non entusiasti come poi che invece sono il risultato dopo. Adesso io non so se Gianni sia il più grande collezionista al mondo, ma credo sia, se non è il primo, sarà tra i primi 3. Io ti dico, io non so, a livello di calcio sicuramente che conosco io, ma senza falsa modestia così, non conosco nessuno che abbia il materiale. Che tieni presente che io ho tutto il materiale che ha fatto la Panini, italiano e straniero, dal 1900, oltre agli album italiani ovviamente, tutti quelli che ha stampato anche per l'estero, cioè il primo Belgio 72-73 con Rensenbrink con i capelli lunghi, che è una cosa incredibile, dico Rensenbrink perché poi ce lo ricordiamo nell'Anderlecht, nella finale del 74, oppure da quando è iniziato il calcio francese dal 76, dove il primo album c'è già Platini, cioè dal 78 quando ci sono gli album inglesi e tedeschi, cioè con quelli olandesi, con il primo Gullit con la maglia dell'Harlem, che non è Gullit ma è Rud D. Gullit, che porta il cognome della mamma. Queste sono piccole sfaccettature. Allora, vi piacerebbe sapere qual è come nel collezionismo di Francobolli c'è il famoso One Penny o il Gronchi Rosa, qual è, diciamo, la figurina che può essere equiparata a cioè che uno arriva lì da te, un altro collezionista, e dice mi sveno per prendere questa figurina o l'album di collezione, chiaramente. Guarda, io ti dico una cosa, c'è stato una decina d'anni fa, è venuto un signore, il figlio di un signore importante, diciamo un benestante economicamente, che mi telefonava spesso, e venne a casa mia e vide tutto, parlo di 10 anni fa, perciò eravamo ancora un po' indietro a livello di materiale, ero sui 1700-1800 album, e mi fece, ti giuro, un assegno in bianco per comprare tutto.
sì. Hai vacillato? No, non hai vacillato secondo me. Penso per qualche centesimo di secondo ho vacillato, poi dopo ho detto no. No, perché La questa è la passione, no, la passione, quindi c'è tempo per eventualmente darla via per altri motivi. No, non la darai mai. Io penso che se non avrò, e spero di no, problemi economici o di altre cose, che non lo venderò mai. Certo. Questo e mia moglie e i miei familiari lo sanno, potrebbe succedere di tutto, ma vendere la raccolta direi proprio che è l'ultima cosa che mi passa per l'anticamera del cervello. Ecco, scusa, stavi dicendo qualcosa? No, Gabriele? no, Ecco, siccome ne avevamo già parlato, vogliamo col mortificatore, perché tu non lo sai, ma mortificatore e controcalcio sono i nostri due nomignoli, quindi Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia. Noi facciamo le nostre puntate, già stiamo pensando alle puntate di settembre. E ci piacerebbe averti qui a Milano, a parte che vieni a trovare anche amici tuoi di vecchia data, no? Amici comuni, quindi sarebbe molto gradevole, bello, e fare una bella trasmissione con i calciatori, con l'album, sarebbe anche bello che tu portassi magari 2 album che valgono un po' meno, insomma, non vorrei che poi non portale, guarda io ho delle edizioni, quelle che avevano fatto anni fa dei giornali tipo la Gazzetta, l'Unità, insomma varie, io le ho prese, quindi ripetere quelle cose lì basta solo quello, perché c'è tutto, quindi non ci sono problemi. Sarebbe piacevole, quindi, insomma, interagire anche con gli ascoltatori, con gli amici a casa, sentire. E se mi porti Casone del Milan con la neve dietro, meglio ancora, mi raccomando. Casone te lo posso portare la neve. No, scherzo. No, era una battuta, no, ci mancherebbe. Tu scherzi, ma io sono convinto che se lui ce l'ha, ma che certo. Secondo me, se voi lanciate l'annuncio, se vi manca qualche figurina di quando eravate piccoli, conosciamo uno che ve la può dare. Esatto, si fa la fila qua fuori. Assoluto, nella maniera più totale. Comunque amplificheremo la possibilità che tu possa venire, di modo che chi vuole intervenire anche telefonicamente, chiediti qualcosa sulle figurine che sono fanno parte dell'infanzia di ognuno di noi, perché ciascuno di noi è così. Io penso che le figurine facciano, oltre che infanzia, facciano anche cultura. Sì, assolutamente. Cultura sportiva. Sì, cultura sportiva. Alla Mostra Cattolica si vedono proprio le pettinature, le maglie diverse, il modo di stampare, il modo di porsi anche nelle figurine che veramente da 40 anni fa e adesso è cambiato totalmente. Come è cambiato il calcio, sono cambiate anche le figurine. Ma infatti oggi dicevamo per esempio di Fellaini e l'altro Vigel, quell'altro giocatore del Belgio, che hanno delle capigliature enormi, no? Capigliature anni 70, che per noi era normale, c'era Kempes, Valderrama, Breitner, e quindi quando io ho visto quella partita lì ho detto ma sono indietro di un po' di tempo, perché sinceramente è una cosa incredibile, anche perché poi non è logico avere tutti quei capelli lì, giocare a pallone con un capello di quel tipo, però vabbè, ognuno sceglie il proprio look che vuole, specie in questi tempi. All'epoca invece era tutto molto logico e naturale, è tutto molto normale. Va bene, allora ti ringraziamo per il giro Diacono, Gabriele, Fulvio, grazie. Alla prossima, ti aspettiamo qui ardentemente. Grazie allora. Ciao a te, ciao Gianni. Sì, lo aspettiamo sicuramente a settembre, faremo qualche cosa di. No, ma perché come dice lui, culturalmente, ma proprio non è un discorso di vecchi tromboni che pensano di quando si erano piccoli, ma c'è veramente tantissimo da cucire riguardo al caso, perché è un mondo mostruosamente incredibile, perché ancora adesso, dai, io l'ultima raccolta l'ho fatta 20 anni fa, devo dire.